Io credo che questa iniziativa del Comune di Caorle insieme a Tempi, la rivista da lui fondata, sia una cosa intelligentissima, assolutamente apprezzabile perché prima di tutto pone un tema molto importante oggi, cioè in un dibattito in cui tutto sembra fluido a livello culturale, che venga riconosciuto il valore di poter avere un proprio giudizio, esprimere una propria posizione e che questo non leda la sensibilità di altri, ma anzi possa essere realmente un punto di incontro, di sfida per chiunque. Secondo me porre questo giudizio oggi è una cosa controcorrente ma al tempo stesso di grande valore educativo. I nostri giovani hanno bisogno di ritrovare una identità. E io penso che aver dedicato un premio a Luigi Amicone proprio su queste basi sia un gesto, un'iniziativa meritoria che tutti dovrebbero guardare.